Valsugana Volley è una delle società più importanti della provincia del Santo e nella città di Padova riveste sicuramente un ruolo di eccellenza. La prima squadra, il Vempa CIB Unigas, è tornata in B2 ed ha cambiato da poco l'allenatore, riproponendo Mario Di Pietro al posto di Alessandro Zorzi. Ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso, aveva vinto lui la Serie C, dunque mi dispiace per lui, però sono stato chiamato a sostituirlo e la squadra non è andata benissimo, cioè non c'è stata un'inversione di tendenza, però siamo a metà classifica e cerchiamo di mantenere questa posizione. Con il cambio dell'allenatore abbiamo spostato un po' l'attacca, cercando di porre come obiettivo il fatto di arrivare più vicini al playoff possibile. Diciamo che per adesso abbiamo avuto un po' di difficoltà perché abbiamo avuto un sacco di infortuni e quindi più o meno stiamo recuperando tutti quanti adesso con l'inizio di gennaio e speriamo nel girone di ritorno di riuscire a portare a termine il nostro obiettivo. È un campionato equilibrato perché noi effettivamente siamo vicini alla zona di retrocessione però non distanti dai playoff, dunque giocando bene secondo me possiamo ambire anche a qualcosa di meglio della salvezza. Il Valsugana è una società particolare che grazie a tradizione, radicamento nel territorio e serietà coinvolge a 360 gradi coloro che partecipano all'attività. Ecco che alcuni giocatori della prima squadra come Nicolò Valerio sono allenatori delle altre compagini. È una prima divisione composta dai ragazzi che sono usciti dal settore giovanile negli ultimi anni, assieme a qualche ragazzo più esperto ma che comunque ha avuto i trascorsi giovanili nella nostra società. È una squadra che nonostante l'età sta ottenendo dei risultati discreti, direi. Siamo terzi in campionato alla fine del girone di andata, quindi mi ritengo più che soddisfatto. E parlando di settore giovanile, che dopo aver ottenuto il marchio di qualità federale ha potuto fregiarsi quest'anno del titolo di scuola di pallavolo, in Under 16 c'è una particolarità. Le due squadre hanno vinto i 2 gironi provinciali. Sì, questo è stato bellissimo per noi perché c'era un po' di problemi all'inizio nel suddividere i ragazzi in queste 2 squadre, merito degli allenatori Pasinato e Baggio di aver portato queste squadre a vincere i loro gironi. Io alleno l'Under 16 qui al Vempa, abbiamo 2 Under 16 e per quello che riguarda la mia parte abbiamo cercato di far convogliare qui all'Arcella tutti i ragazzi che vengono un po' da fuori Padova e di lasciare nella struttura della Don Minzoni, che è la casa madre, tutti quelli che sono del quartiere, perché fondamentalmente la società è una società che è radicata nel territorio e voleva mantenere questo radicamento. Le 2 Under 16 sono il nostro motivo di vanto e di orgoglio di quest'anno, sono imbattute nel campionato provinciale, ci sarà tra poco la sfida per decidere chi delle 2 prevarrà. La B2 è nel nostro campionato che vogliamo continuare a fare in maniera onorevole alimentandolo con le nostre giovanili, quindi puntiamo a ringiovanire sempre di più la squadra e a stringere sempre rapporti più solidi con la Pallavolo Padova, la grande realtà che abbiamo qua vicino, e scambiare l'interscambio giocatori con loro. Numeri nella prima squadra, qualità nel giovanile ed ora la società punta al consolidamento. Vogliamo costruire degli spogliatoi e una nuova sede di fianco alla tensostruttura nella nostra sede storica di Altichiero, in maniera da poter usufruire anche di quella palestra per le gare di campionato. Ringrazio qua pubblicamente l'assessorato nella persona di Umberto Zampieri, che si sta interessando moltissimo per questa cosa e che ci farebbe fare veramente un ulteriore salto di qualità.